Jean-Pierre. Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ben trovati al nostro appuntamento del giovedì con un roteante Max del Papa. Mi devo trespolare, Che miseria. Non riesco a trespolarmi bene qua. Per quello sei roteante e ti girano e come se ti girano. Molto, sì. Come perché se ti sti girano. cazzi. No, perché allora vediamo un po'. Allora, oggi sarà con noi poi l'ultimo quarto d'ora della trasmissione anche Rita Cavallaro, cronista del quotidiano Il Tempo, del settimanale Gente, del quotidiano L'Identità, che molti conoscono per via del fatto che ormai da molto tempo si sta occupando lei in maniera molto seria di quella vicenda che è diventata la soap opera di Garlasco, con tutto il rispetto per la tragedia da cui si origina, ma comunque quella roba lì. Si è occupata di quello, ma noi non parleremo di quello, parleremo di un'altra storia, quella degli spioni che si annidavano, sembra una barzelletta, una storiella, alla Direzione Nazionale Antimafia e avevano un gusto bestiale a spiare quelli del centrodestra e in particolare la Lega, non direttamente Salvini, ma insomma tutto ciò che ruotava intorno alla vicenda Lega per cercare evidentemente qualcosa di succoso a beneficio in particolare del quotidiano di Carlo De Benedetti, il Domani, no? Max, questa roba qua te la ricordi anche tu. Intanto però prima di entrare un pochino negli argomenti del giorno, io voglio ricordare, intanto voglio chiederti qual è la prossima data del tuo tour, che è nato dal libro Schiavi. Nel post che introduce la nostra conversazione sulla pagina Facebook della radio c'è il riferimento al libro di Max del Papa, Schiavi, e alla possibilità di acquistarlo su Amazon se non l'avete ancora fatto. Il libro ha generato poi una cosa bellissima per conto mio. Io l'avevo letta in anteprima, il testo, adesso è un'altra cosa ancora, perché ogni volta che tu presenti questo testo, questa lettura drammaturgica tratta dal tuo libro, la arricchisci, la modifichi, la vari. È una rappresentazione in continua evoluzione, no? Ed è una cosa molto, molto bella. Non è la solita presentazione del libro, non è neanche una lettura drammaturgica standard, è un percorso emotivo, personale, sentimentale, intimo, in continua evoluzione. Intimo, ma diciamo a pubblico e anche politico. Intimo, pubblico e politico, in continua evoluzione, perché ogni volta tu ti ci ritrovi pezzi di te e li proponi a chi ti ascolta, no? È un po' così che funziona, no, Max? Sì, assolutamente. No, io non sono E tra abituato ad l'altro avere i noi qui segreti. abbiamo fatto una piccola tappa, no? Una lettura radiofonica che è piaciuta moltissimo. Non poteva essere diversamente, secondo me, Devo perché qua dire, c'è tutta l'autenticità di quello che tu fai. sì, io non è che ci sono segreti di Stato con me, se ho una cosa da dire la dico tranquillamente come fossi da solo e la dico a tutti. Per questa è una dimensione, come dicevi tu, sia privata che collettiva, che pubblica. Mi è sfuggita di mano, nel senso che va dove vuole. Io non farò mai una cosa definitiva qui, perché ogni volta ci sono nuove parole, nuovi concetti. Beh, è giusto però che abbia... per cercare di avvicinarsi sempre più a una decenza, a una cosa che si possa ascoltare. Beh, E anche alla ti sei sincerità. scoperto anche interprete in qualche modo, no? Sto Interprete imparando. di te Cerco di stesso e delle imparare. cose che racconti, che è un'altra cosa Sì, ancora rispetto allo scrivere un libro. È tutta un'altra cosa ancora. sì, cerco di imparare. Sono molto contento che gli ascoltatori la settimana scorsa abbiano gradito, Sì, perché poi in radio è difficile, sai, non c'è la gestualità, non c'è il teatro, non c'è la dimensione, però pare che sia andata bene. Io cerco di imparare perché sono un ecco, beginner. cosa stai imparando con il rapporto con il pubblico e qual è la prossima data? Le prossime date? Sempre qua in attesa di Milano perché prima o poi ci tornerai Chi anche lo con sa. questo, no? No, beh, chi lo sa fino a un certo punto. Qua si batte il chiodo, il 26 sarà l'anno in cui vieni a Milano per forza. Faccio 15 date solo a Milano. 15 date a Milano. No, adesso siamo a Ancona il 18 dicembre, in una bella struttura, in un auditorium dentro la struttura del Museo della Pesca della zona portuale.
Allora Poi avremo modo di sì, riparlarne anche. sì, poi dopo, poi a gennaio, il 10 gennaio sono a Verona. Anche lì c'è una bella struttura. Ecco. E poi vediamo. Cosa ho imparato? Ho imparato dal rapporto col pubblico. Io il Cosa rapporto col stai pubblico, imparando? Perché è tutto sì, in divenire. il rapporto col pubblico ce l'ho sempre avuto. Adesso ogni volta si rinnova, si capisce meglio. Questo è un progetto un pochino più ambizioso rispetto al passato, ma c'è sempre un profondo rispetto, sia pure alle mie condizioni. Io non è che devo indorare la pillola, cioè io vengo lì a parlare di concetti, di sentimenti, anche di cose sgradevoli, la malattia, la solitudine. Non faccio una cosa consolatoria, non vengo a parlare di buoni sentimenti. Le condizioni sono le mie. Però il pubblico lo rispetto, non cerco di ingannarlo, di intortarlo. Sto imparando questo, che ogni volta che succede una data, in realtà capita un incontro, oppure di ritrovare qualche persona che avevo perso per la strada, che mi porta qualcosa che mi ricorda tanti anni fa. Questa sembra che sia la cosa più importante, cioè alla fine questo atto teatrale che io ho sognato tanto, che ho disperato tanto, che ho realizzato con grande fatica, con grande impegno, tu lo sai, non è più un fatto per me, fine a se stesso, ma è come se ogni data mi dicesse guarda che questo è solo un mezzo, uno strumento, un tram, perché succedono altre cose, succedono altri incontri e mi capita anche spesso di incrociare persone malate magari come lo sono stato io, o comunque con dei problemi molto seri nella vita, e poi finisce in un abbraccio. Non dico che questo risolva tutto, però evidentemente si ottengono dei risultati, si scatenano delle situazioni che vanno oltre il fatto di proporsi e leggere un testo. Cosa aggiungeresti invece al libro oggi? Se dovessi aggiungere qualcosa, se lo ritieni. Che cosa ci metteresti dentro invece nel libro da cui è originato questo tour? No, aggiungere dentro quel libro lì, no, ormai, però io sto già pensando a un seguito, cioè vorrei fare proprio una seconda parte perché purtroppo l'attualità italiana, la cronaca italiana, la politica italiana sono talmente mortificanti che non fai a tempo a descriverli che già ti hanno superato nel peggio. Cioè succedono sempre delle cose. Prendiamo, ecco, questo fenomeno, questa albanese che ha appena detto che insomma i giornalisti si meritano quello che si meritano se gli sfondano una redazione, ed è gente ed è gente compatibile, cioè questa dice colpirne uno per educarne 100, dall'altra parte ci sono le Gebrea, le Cuzzocrea che dicono testualmente, però non si fa così, non dovevano farlo a noi, a un altro sì, a un altro giornale sì, sfondarli, ma noi no, perché noi li abbiamo sempre supportati. Hanno supportato dei delinquenti, hanno supportato dei pro Hamas, no? E quindi queste cose restano fuori sempre degli omicidi sempre più assurdi, a parte Carlasco, sempre più assurdi, sempre più stupidi. Resta fuori il fatto che la politica è diventata un bene rifugio, per cui cioè, in consiglio regionale a Napoli si dovevano sfidare sia l'ex ministro San Giuliano e quella che gli spaccava la testa perché voleva far parte del giro di potere, no? Ma che è? Ieri è venuto fuori che Lucano è stato condannato anche in Cassazione definitivamente, quindi è un pregiudicato. Bella, bravi, bel partito, dice vicino alla Salis, bel partito. E io devo sentir dire da AVS siamo ancora più orgogliosi di lui. cioè, 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 e poi devi vedere la gente quello che scrive su X, bene, ce ne vogliono di più, la legge non si rispetta, delinquere, questa Salis è un'altra che cioè, ormai è in un delirio tale. Greta che viene in Italia e dice governo di merda, fascisti, a morte, brigate rosse, e la lasciano stare. Cioè questa anche col fatto del disagio, pora stella, pora cocca, ha rotto il cazzo.
Questa qua è una che viene a fare terrorismo, non c'ha più niente da fare, ha fatto i soldi col clima, ha aperto una fondazione, c'ha i milioni, siccome sta nel cono d'ombra viene e dice Brigate Rosse, governo di merda, fascisti, quell'altro che a 16 anni ha fatto il martire perché la polizia l'ha portato via un mese fa, ti ricordi, perché menava i poliziotti, adesso sta nel comando che è entrato alla stampa, li ha sfondati, li ha coperti di escrementi e dicono è un martire. La legge sul consenso libero attuale, che è una cosa che non si può sentire. Quegli altri del bosco gli portano via i figli perché alla giudice non piacciono. L'abbiamo detto, cioè questi sono degli esaltati, perché è inutile dire che bello vivere così, questi non vivono in una maniera logica. Non mi si può dire, ma quanti bambini nel secolo scorso non avevano il riscaldamento e l'acqua corrente? Cazzo, tutti, non ci stava. Adesso ci sta questo rifiuto a priori no di fare i neorurali, perché è gente esaltata. Però detto questo, noi se siamo libertari siamo tenuti anche a rispettare le scelte di gente esaltata. Non può venire un giudice a dire a me non mi sta bene come vivono questi, gli tolgo i figli. Ecco, tutte queste cose che confermano una degenerazione sempre più marcata del potere, della politica, della società, ci vuole un altro libro. Allora adesso cerchiamo di fare anche un altro libro, magari tiriamo fuori un altro spettacolo o ampliamo questo. C'è una cosa che non so, devo dire, Quale? io lo sai, lo spettacolo mio, il monologo, lo finisco con una mia, cioè dalla voce esterna della clinica, dell'ospedale mi dicono sei guarito. E io scopro che in realtà certe cose non guariscono mai. Sei guarito, non hai più il linfoma. Ora, io a gennaio devo fare tutti i controlli, le TAC, eccetera. Dovessero mai dirmi che questa roba è tornata, come minimo devo cambiare monologo. Diventa Beh, una fatica, capisci? Ci quello mi sta sembra... sempre anche, Mm. ci sta sempre con questo spauracchio pure. Beh, certo, certo. Non si guarisce mai. Ecco, No, questo. ma poi alla fine c'è una perpetua coincidenza anche tra quello che è la sfera individuale e quella pubblica, no? Non si guarisce Mm. mai. Non si guarisce mai. No, ma cioè, siamo cittadini ammalati, offesi, sempre più ammalati. Cioè io, ecco, la cosa è la completa sconfitta delle illusioni, delle speranze. Come cittadino non ne ho più, come persona dell'informazione non ne ho più. A cosa dovrei sentirmi affine o compatibile? A quelli che portano la cerenza. Hanno fatto sta legge sul consenso. Chi chiamano come testimone? Una che a Palermo ne ha fatti andare in galera 7 perché dice mi hanno violentato in 7, quelli sono andati in galera, poi ha detto no, mi sono inventata tutto. Come ti sei inventata tutto? Cioè, mi sono inventata tutto, però adesso se ci penso mi percepisco stuprata, quindi va bene così. E l'informazione l'ha fatta diventare una... Questa ha aperto un sito pornografico, parla di cazzi, parla di misure, dice una martire. Cioè io dovrei far parte di sto circo ancora qua. Questa è gente che ci vanno loro con questa gente qua. Ma noi non Ecco, facciamo parte di sta roba, siamo totalmente avulsi, quindi da, anche come informazione. No? da questo punto di vista tu hai fatto un bel pezzo proprio 2 giorni fa, 3 giorni fa sul tuo blog, sul Faro di Max del Papa, c'è il link sul post Mm. nella nostra pagina Facebook intitolato I Vanesi delle molestie, no? Perché c'è Sì, un altro aspetto della degenerazione comunicativa, e non solo comunicativa, perché ormai è anche un costume attuale, è quello per cui si vantano addirittura, ci si vanta delle molestie sui social. sì. Alla fine è un vantarsi, è un dire conto qualcosa anch'io, no? Questo è, sono Sì, sì. famoso. Questa è una roba Se la pigliano con me perché singolare. sono bella, perché sono Eh. sexy, perché sono importante, perché cioè così, se non ti molesta nessuno E tu non conti un cazzo. hai letto sotto questo punto di vista che la famosa storia, sono pieni i telegiornali di questi giorni della lista degli stupri alla scuola romana, al liceo romano, Sì, no? è un ragazzino stronzo di 14 anni, La lo pigli classica 10 minuti, stupida, gli fai sì, capire come va il mondo, no? diciamo la È classica stupidaggine del diventato... 14enne.
Sì, ecco. a 14 anni ne facevamo forse di peggio, di stupidaggini, non le abbiamo anche viste di peggio, Sì, però non c'era tutta appunto, questa appunto. eco mediatica, no? Ma insomma, ste ragazzine che potevano pure starsene per conto loro, no? Nella privacy, invece si fanno intervistare al telegiornale, fanno tutto quello. Perché io adesso puoi parlare di prima perché io sono militante per i diritti della donna, perché poi c'hanno sta gnagnera tutte, da Milano a Roma, c'hanno tutte sta gnagnera la Chiara Ferragni. Allora noi per i diritti della donna, io adesso mi sento più spaventata, mi sento più minacciata e se guardano intorno, ho capito, dagliela sta candidatura a 14 anni, cioè hanno già capito come funziona. Io mi dispiace, pigliavo quel ragazzino lì, dico, l'hai fatta tu sta lista, giù, 10 minuti di sberle, ditemi che sono quello che volete, tanto. È fascista questo? Allora, 10 minuti di sberle. Vuole stuprare le ragazzine? Lo sputtani davanti a tutti, gli cali le brache, vai, fammi vedere l'uccello che c'hai, che stupri con questo. Cioè, è inutile rompere i coglioni, no, bisogna capire, no, bisogna... E l'abbiamo fatto 1000 volte. Il disagio, no, questo è un balordo che se non lo fermi prima diventerà effettivamente un violento. Allora lo pigli, gli fai capire come gira il mondo. Non sei nessuno, figlio mio. Hai voluto fare sta faberata. 4 schiaffi e un calcio in culo. Vediamo la prossima volta. Parlo di uno, se invece c'è la grande contraddizione della sinistra, sono tutti fascisti, tutti cosi, però non bisogna punirli perché noi siamo progressisti, perché noi siamo, gli diamo l'educazione sessuale nelle scuole, a gente così gli dai l'educazione sessuale, che vuol dire far diventare, cambiare sesso ai ragazzini. No, gli fai capire come gira, no? E invece tutti, e se ne approfittano tutti per fare la notorietà. Sì, a proposito di stupri, oggi ne ho letta una veramente notevole, ne racconta in prima pagina sul Foglio di stamattina Giulio Meotti, no? Perché scrive, e io condivido Meotti, quando pensi che l'ONU, le Nazioni Unite, abbiano raggiunto il punto più basso con Francesca Albanese, ti sei occupato anche tu di questa illuminata, illuminante figura, arriva tale Reem Al-Salem. Costei è la relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, la quale ha scritto sui social quanto segue: nessuna indagine indipendente ha stabilito che stupri siano avvenuti il 7 E ottobre. Il basta con 7 questa ottobre. storia, lo so. Il 7 ottobre 23. Questo ha scritto, no? Hamas non ha stuprato le donne israeliane, o Nessuno. perlomeno non è stata certificata da nessuna indagine indipendente questa cosa qua. Certo. Capito? Giusto? Sì, sì, la disinformazione viene Poi te solo da devi una parte, leggere, quegli altri dicono tutto il giusto. E questa è la stessa cosa che dice l'Albanese, devono rilanciare sempre, no? Perché però anche sta roba. No, io guarda, per chi stupra, per chi fa violenza, c'ho una. Siccome li odio, io ho una cosa molto semplice, non chiacchierare. Li pigli e gli fai capire come va il mondo, con le cattive. Gli fai passare la voglia. Non solo, Senza tante no, leggi, no, consensi, fregne, cazzi. No, no. tanto per capire Ragazzino, vieni qua. poi, tanto per capire poi, uno dice, no, come nel caso dell'albanese, un incarico prestigioso alle Nazioni Unite. Ma l'hanno Questa, smammata, ho letto, di sì, stamattina, però cioè se questa la stanno levando signora dai coglioni questa qua. Questa signora qui è relatrice speciale delle Nazioni Lo Unite so. sulla violenza contro le donne nel mondo, quindi non nel caso specifico. Ha aggiunto, tanto per essere chiara, ha aggiunto che i media, noi, te, io, tutti, sono caduti nella trappola tesa da Israele, Sì, sì, che è quella certo, di far certo. credere che ci fosse una barbara violenza sessuale commessa dai Invece no, palestinesi. sì, Invece no. questa è quella, come si chiamava Lady Gaza, quell'altra stronza spagnola che faceva la Macarena sulla barca e diceva, no, no, quella è un'altra malata di mente, te la ricordi, presenzialista, diceva, quali Sì. stupri, anzi le israeliane sono arrabbiate perché non sono state stuprate. Una di estrema sinistra l'avesse detto un povero Cristo qualunque, sta roba lo andavano a pigliare con i droni. L'ha detto questa, l'hanno mandata in televisione. Come sono rotti i coglioni di questa storia qua. Poi sull'albanese io vorrei capire se tutti i disagiati, gli squilibrati, i megalomani vanno loro da Travaglio o se è Travaglio che alla fine li rovina tutti, perché non si può spiegare. Questa è finita così. La Guzzanti
meglio non parlarne. Ingroia, vedi com'è finito. Di Pietro così, quello così. Cioè, ma che è tutta questa gente che quando capita nell'orbita di Travaglio va fuori di testa? O ci stanno già? Non si può sentire, non si può sentire un albanese. Beh, tu hai previsto però un sicuro futuro da europarlamentare o affini ma per con albanesi, la no? 5, sì, con i 5 Stelle, sì, per forza, questo è deciso. Poi da qui a 2 anni non si sa, ma che è deciso, eh. E tu lo sai che su queste cose poco mi sbaglio, eh. No, ci hai azzeccato molte volte, in effetti. Forse Anche perché se... le so prima. No, che c'è deciso è deciso. Questa doveva andare o con potere al popolo, ma potere al popolo non la manda da nessuna parte. AVS però, sai, è pieno già di gente, bella gente. No, questa se l'era pigliata il 5 Stelle perché appunto diceva Travaglio a Conte, non ce la facciamo scappare. Cioè, Senti, ma un parterre, quella, Orsini. a proposito di figure interessanti, hai dato prima, no? Tu hai appena scritto un pezzo per nicolaporro.it sulla questione, .it naturalmente, sull'editorialone, non so, il commentone che è stato pubblicato ieri sulla Stampa di Torino, appunto a firma di Rula Gebreal, no? Sì. Sul fatto che la Stampa è stata oggetto dell'interesse avete una coscienza del merda, va. Ecco, No, diciamo ma pare caffè e latte, guarda, non si può appunto, sentire, guarda, non si può sentire quella roba lì, sa. Ma a proposito, Andava in giro con questi concetti, metteva dentro di tutto Trump, Libano, esatto, ma pareva l'ebreo errante, ostia. ha fatto un minestrone che neanche zio Frank può riassumerlo, anche se pare batita del coco nel minestrone, ostia. Ma sto minestrone, a parte il minestrone, perché quelli di Askatasuna secondo te se la sono presi con la Stampa? Ma perché quelli sono pro Hamas, quelli non è gente, sono dei che non ragionano, sono dei terroristi. Dove vanno, vanno. Cioè, sono talmente gli esaltati, non gli basta mai. Quelli fare per fare, per avere, ma poi chi lo sa, magari gli ha mandati qualcuno, ci sono dietro chissà quali motivi tendenziosi, irriferibili. Comunque, questa è gente nella logica del terrorismo. Quindi tu gli puoi tenere su, quelli sono i figli loro, sono i figli di quelli della Stampa, no? Li hanno difesi, hanno detto che non bisognava criminalizzarli, hanno difeso il comune di Torino che gli sana la sede perché è abusiva. Però loro, sai, un po' perché sono esaltati contro tutto, contro tutti, per Hamas, e un po' perché hanno capito che gli fa comodo. Più fanno casino, lì c'era la Stampa, a 1 chilometro, a 200 metri c'era la Stampa, sono andati lì. No, intanto facciamo questo. E hanno avuto ragione dal loro punto di vista, perché comunque la Stampa, le Gebreal, le Cuzzo Crea, non li hanno condannati. Cioè hanno detto, sono della gente, sono degli squadristi, è colpa della Meloni, è colpa di Israele, cioè la roba della Gebreale è una roba, è colpa di Israele. Mica hanno detto sono quei delinquenti che si chiamano Askatasuna, no, e vanno puniti. No, ci hanno girato intorno perché accusarli non possono perché sono i figli loro, però devono pure cavalcare sta cosa, fare il vittimismo. Allora si arriva al punto cioè da accecarsi volontariamente, da inscemenirsi volontariamente. No, sono stati degli squadristi, no, sono stati squadristi rossi, chiamali squadristi rossi, è roba nostra. Allora, Max, è piaciuta molto la tua punizione, 10 minuti di schiaffi, è piaciuta molto al pubblico. Ma ci vado pure piano. E intanto ricordo il numero per mandare i messaggi, poi c'è una serie di messaggi, un audiomessaggio, lo ascoltiamo dopo, c'è una telefonata in attesa, la passiamo subito, però per mandare messaggi via WhatsApp, anche audio 340 6709 659. Per la diretta 02 92 94 7222 e la regia mi dice che c'è una telefonata, la sentiamo. Pronto? Ok, buongiorno, sono Graziano, chiamo da Galarate, Varese. Guarda, buongiorno. Il MAS dovrebbe andare al Parlamento a fare una relazione di quello che sta dicendo totalmente tutta la realtà.
tutta la realtà di quello che sta succedendo, che è uno schifo veramente, guarda. Solo adesso ultimamente salta fuori ancora, adesso sono indagati altri 2 carabinieri per rami, ma lì dovrebbe dire anche il ministero quel che sia, dire che loro quando erano seguiti dovevano fermarsi, non andare avanti 4 mesi, 5 mesi, un anno che sono in ballo per quella cosa lì. E poi le dico sinceramente che tutti mi danno ragione, l'Italia ultimamente, e secondo quello che sta dicendo anche Mas, l'Italia è veramente un paese di pagliacci. Scusate e buona giornata e tanti auguri per il vostro personaggio lì, che è molto, molto importante e molto in gamba. Il personaggio sarebbe quale? Frank, immagino. Quale dei due? No, Frank o penso Frank. Questo caro ascoltatore mi chiama Mass, ma spero non decima, perché non vorrei, cioè io non ci vado molto d'accordo con quella roba lì, sia chiaro. Vannacci non è roba per me. Allora, Luciana da Muccio ci scrive Luciana, rassicura Max che è assolutamente un fine dicitore, perché anche il solo ascoltarlo fa percepire il suo stato d'animo e si possono immaginare le espressioni. Condivido ogni parola di Max Del Papa, bravo Antonio da Udine. Poi abbiamo un audiomessaggio che prego la regia a questo punto di mandare in onda, alla cieca come sempre accade. Quindi sentiamo l'audiomessaggio. Buongiorno. Intanto solo chi ha sofferto o chi soffre capisce la sofferenza veramente. Ma la mia domanda era, ma questi che si occupano di Garlasco, di tutte quelle cose lì, quelli che corrono dietro alla gente, no? I giornalisti che corrono dietro alla gente e che gridano domande alla macchina che se ne va, no, veniamo con le Iene, eccetera. Ma è una domanda che vi faccio, ma voi lo considerate giornalismo o questi sono soltanto degli sciacalli? Buongiorno, grazie. Max, tu cosa dici? È giornalismo degli sciacalli, perché oggi il giornalismo è questo, purtroppo si sconta, la degenerazione. Però si sconta anche una nuova classe di giornalisti, molto televisivi, molto iene, che non hanno né la cultura né la sensibilità, cioè questi pensano che il giornalismo si faccia così, un po' alla Lucarelli, a correre dietro, a cercare la provocazione. E purtroppo il giornalismo oggi è questa roba qua. E io lo dico sempre, è una roba che ha cambiato completamente pelle. Non è più giornalismo, è influencer, è un'altra roba, è Grande Fratello. Sta di fatto che oggi il giornalismo si amministra secondo queste logiche. E devi fare così, se no ti cacciano pure. Allora, abbiamo, credo, un altro audiomessaggio, se non ho capito male, e poi un messaggio di Luigi da Treviso. Vorrei dire tante belle cose a Max, ma ne dico solo una. Lo amiamo. Questa però la diciamo subito perché sono le 10:29 e quindi lo amiamo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Se qualcuno a Natale, ciao amici e ciao a tutti, buona mattina, buon pomeriggio, sono Alberto Acerbis. Se qualcuno a Natale dice porco cane, sì, da Letizia non ne abbiamo già, siamo già quasi verso la fine, ve lo dico perché insomma permettetemi, dopo 35 anni che sono nel mondo dell'olio con qualche migliaio di famiglie, noi sono a numero chiuso. Letizia 59 euro, ve ne ho parlato, una confezione bellissima, ma però io devo fare il regalo al Signor Dutour, perché il Signor Dutour voglio qualcosa di straordinario. Allora fai una bella cosa, chiedi informazioni per quanto riguarda la confezione che si chiama dono, chiama 030 68 40 408, tu non vuoi sbattimenti, hai ragione, chiami qui, dici mi spieghi com'è la confezione dono, o meglio ancora vai a vederla sul sito olioacerbis.com, vai, sezione natalizia, vedi la confezione dono e capirai
che tu, mentre gli altri si rompono i marron glacé a girare su tangenziale, a litigare, coppie che saltano, psicologi che devono unire le famiglie distrutte per i regali di Natale, mai visto che il regalo non era bello, dovevi regalare questo, te l'avevo detto. Fai una bella cosa, relax 030 68 40 408 oppure tramite il nostro sito olioacerbis.com, vedi tutto, già che sei lì magari buttaci dentro qualcosa tipo 3 bottiglie di olio, 6, quello che vuoi. Ciao, alla prossima, vi voglio bene. Catastrofico, i regali, la tragedia, allora siamo in onda, è qui catastrofico, non è catastrofico, capito? È una caro no, perché i Max, regali di Natale sì, è venuto fuori un'anabasi proprio. Fanno scoppiare le copie i regali di Natale, è un casino unico. Allora, basta non farli. Senti, perché non hai firmato il manifesto per censurare l'appello di tantissimi intellettuali che contano in questo paese per mettere al bando la casa editrice neofascista Passaggio al Bosco da una rassegna che si chiama Più liberi, più libri, più libri, più liberi, no? Che è un ottimo complemento alla censura di questo slogan, più liberi, o sbaglio? Sì. No? Non ho firmato perché tanto perché non hai firmato? Perché non conto niente, non sono nessuno, primo, non sono... E poi perché mi sembrano troppo moderati, troppo poco di sinistra. Poca robetta, bisognerebbe essere un po'... Cioè non mi basta dire, vabbè, questo il Passaggio al Bosco è un editore fascista, affari suoi, però lo è. Però dico, non mi basta a me dire no, devono essere espulsi, devono essere appesi, no, giustiziati a Piazza Loreto, se no che sinistra... No, troppo modesti, troppo moderati, troppo blandi. Doveva essere qualcosa di più forte. Sì, tu Hamas dici, ci voleva, no? ci voleva Ascatasuna, insomma. Basta con questo riformismo di merda. Non quella robetta qua. Sì. Firmare un appello. Non è divertente. Se poi non è seguito dai fatti, come per il caso del commissario Calabresi. No? Ecco, stiamo a fare qua, dai, sempre queste cose moderate, sempre queste cose riformiste. La rivoluzione ci vuole, zero cancare. Senti, però allora mi viene un'altra curiosità. Non è che hanno invitato, perché non ti hanno invitato ad Atreio? Non firmi gli appelli, non vai ad Atreio, chi sei? Che bella domanda. Lo stronzo. No, non so nessuno. Come diceva Giorgio Bracardi, insomma, nella celeberrima canzone. Io vado a zonzo come uno stronzo. Oh, che felicità! Ma guarda che io ho mandato l'appello, dico, alla commissione Covid, vi state occupando dei vaccini, vi state occupando di effetti avversi. Sono un giornalista, documento da 3 anni di effetti avversi, ho avuto un cancro, c'ho un cancro. Hanno risposto naturalmente. No, sì, l'ho mandato alla Bonguerrieri, l'ho mandato a Malan. Mi hanno detto tramite, no, ma guarda che loro ti leggono sempre, ti conoscono, e quindi non ti chiameranno mai, hanno aggiunto. Ecco, questo sarebbe, diciamo, il confronto, l'approfondimento, la commissione di inchiesta. La commissione di inchiesta. No, perché dopo dice vieni qua, crei qualche casino, invece noi dobbiamo essere un po' tutti d'accordo. Poi io, sai, criticando molto anche Fratelli d'Italia, la Meloni, che secondo me si è montata la testa a sproposito, perché la Meloni, dicano quello che vogliono, ma non sta combinando niente, e quando ci se ne accorgerà sarà tardi. Senti, però, senti che bella lista interessante è quella di Atreio. Allora, Atreio, vabbè, ci sono quelli di Fratelli d'Italia. Abu Mazen, ci sta un po' tutto. Quelli del Fratelli d'Italia, del governo e chiaramente della maggioranza. No, ma c'è molta sinistra. Però aspetta, c'è Ellis Line, se non ho capito male, ci va. Nicola, ma non ce va più. Forse no, lei no. Però Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Matteo Renzi, Carlo Calenda. I presidenti di Camera e Senato, ok, felici siamo. Landini non ci va, ma c'è la CISL, c'è il segretario della UIL. Poi Andrea Malaguti della Stampa, Luciano Fontana del Corriere della Sera, Enrico Mentana della 7, Marco Travaglio, Bruno Vespa. Vabbè, per forza, perché c'è il libro di Natale che ormai in tutti i canali, compreso Telecanchero. Travaglio è di un'ambiguità, cioè questo non è il pluralismo dell'informazione, è solamente l'ambiguità e l'ubiquità del potere. Ma sai, questa è un'operazione mediatica, ormai è diventato il Festival di Sanremo, Atreio.
No, poi c'è Matteo spostato a Zuppi, sinistra. Matteo Zuppi, Sì, presidente dei bisogna, vescovi. sì. Poi, Stanno dicendo vi accontentiamo a tutti, io voglio durare e quindi vengo d'accordo con tutti, do un pochino a tutti, state tranquilli che ce n'è per tutti. allora, Carlo No, Nordio questo va non è, bene. non è fare politica, non è democrazia. Carlo Nordio, ok, si confronta con Antonio Di Pietro, che peraltro sulla questione della riforma la pensa come lui. No? Appunto. Poi Silvia Albano, presidente di Magistratura Democratica, che è la Democratica, corrente di sì. sinistra dei magistrati, Gianfranco Fini e Francesco Rutelli. Sì. Poi Gigi Buffon, Julio Velasco, il compagno C'è Velasco. di sinistra il compagno Velasco, sì. Mara Venier, Carlo Conti, Raul Bova. Lì anche la quota Sanremo vuole la sua parte. Perché Carlo Conti, no, capito? Questo è quello che dico sempre, cioè, lo dico io, non conta niente, però è il potere che si raccoglie, non è potere opposizione, stiamo dentro. Chi è dentro e se la gode, se la comanda. Chi è fuori deve subire tutto. Tutta invidia Il perché a te non lockdown, il t'hanno invitato. coprifuoco, l'Europa. Tutta invidia perché a te non t'hanno invitato. Rosico, sì, rosico. Allora, E tu indovina chi pensi c'è? che io, se mi chiamano, vado a quella roba lì? Ho letto in ritardo, ma abbiamo una chiamata. Indovina chi è? Pronto? Indovina chi è l'ebreo errante. Mi hai citato Bravo. prima, Max. Tu, quello lì che c'è lì con te, Giulio, no, sì. Scherzo, dai. Volevo dire questo. Tu l'altro giorno hai intervistato un autore televisivo che ti ha detto chiaramente che le baruffe televisive seguono un copione. Già questo esclude totalmente Max del Papa. Come farebbe a stare in un dibattito dove c'è il copione? Un dibattito col copione, dibattito non è un ossimoro, questo lo sappiamo. L'altra cosa è, Max, il tuo monologo è stato molto bello, poi quando hai toccato Nerina mi hai toccato sul vivo perché la sto vivendo io in questo periodo con la mia gattina. L'altra cosa, l'altro giorno leggevo, sapete che io oltre a camminare leggo, e ho letto una bella riflessione. Consiglio di regalare gli scritti di Esopo, l'ho scritto in un messaggio a tutti i Propal. Una riflessione di un professore di scuole medie che insegnava ai suoi ragazzi la differenza tra il se e il nonostante, cioè non vivere nel se avessi, se fosse, se, ma vivere nel nonostante. Nonostante mi è successo questo, io però sono riuscito, Max, nonostante la malattia, nonostante l'ostracismo, sta riuscendo ad andare in teatro a fare. Quindi essere uomini del nonostante, e quelli che stanno parlando con me lo sono, non essere uomini del sé. Quanto da Treju, come si diceva una volta, a lei ci piace. Se non ci piace, allora io non lo ascolterò nessuno di quelli che va là. È una cosa vergognosa. Però pagano loro, spero. Grazie Walter, ci scrive un ascoltatore, hai dimenticato Fini ad Atreio, no l'ho citato, Fini e Rutelli, no? Perché adesso ho letto un articolo che dice che i politici di una volta, quelli sì che fanno ascolti, quelli i Bersani, i Fini, recuperiamo anche D'Alema, cioè quelli sì che sono bravi, o no Max? Quelli sono bravi, Ma perché a questo punto non hanno chiamato anche la Salis? Vabbè, ha chiamato Bonelli. Perché la Salis l'hanno anche salvata loro. È il solito giro, siamo tutti dentro. Poi possono dire che io sono rozzo nelle mie analisi o che sono... No, ogni tanto ci vuole anche il rasoio di Occam. Siamo tutti dentro e quindi ce la godiamo, insomma, quanto siamo belli. La politica è diventata una grande bellezza, quanto ci piacciamo. E il giornalismo è uguale, la stessa cosa, la propagine è una propal. Quindi loro stanno tutti dentro, poi sai, se tu gli dici ma che è sta roba? Come? La Meloni dice sei un fascista. Come il pluralismo? Ma non è pluralismo, è cosca, è clan, è famiglia, tutti dentro. E tutti vogliono entrarci per quello in politica. Ci vuole entrare la ragazzina della lista, ci vuole entrare quello che ha menato, che ha sfondato la stampa, ci vuole entrare la TikToker della Camorra, ci vuole entrare tutti. Perché è troppo bello quel gioco lì. Non si lavora, si ruba. Per esempio in Europa. In Europa a me risulta che ci vogliono andare tutti perché così possono rubare a mansalva. Però dicono che sono dei perseguitati. Vedi un po'. Che serve l'Europa se non a rubare a mansalva?
Allora, a proposito di Europa, io ricordo che tu hai scritto anche un altro bel libro sull'Europa, Eurostyle, Europa e Italia, no? 30 anni di mascalzonate contro il paese più bello del mondo. Anche questo lo trovate facilmente su Amazon e quindi non credo ti abbia stupito quest'ultima tornata di inchieste, scandali, scandaletti, tutti nell'ambito della sinistra prodiana o giù di lì, prodian, renziana, Sì. piddiana, eccetera, eccetera. Sempre quella è la solfa che però non conduce mai a niente, perché anche il Qatar Gate, No, sì, nonostante finisce abbiano così. con grande scandalo, no? Perché oggi ho visto 2 interviste della eurodeputata del PD Moretti che diceva questo è un regolamento di conti politico, mi vogliono fottere politicamente perché gli hanno dato l'autorizzazione a procedere, non so che cosa, ma tanto sappiamo tutti che Anche lì, bella sappiamo tutti, sensibilità politica. ma Mi sappiamo tutti vogliono che non fottere, mi vogliono fregare, regolamento di conti, già quello la dice lunga. Sì, ma probabilmente è anche così, perché di fatto dal Ma punto di vista certo. giudiziario non succederà nulla, no? Non andrà a finire in Ma- nulla del nulla del nulla. O sbaglio? No, ma non è perché non rubano, perché a quella Eva Kaili gli trovavano i Il pacchi di contante. bigliettoni in casa, Ma no? sai, il No, è contante. perché, sai, è vero che gli danno delle bottarelle per metterli fuori gioco, però quelli rubano. Le creste sugli immobili, un immobile che deve costare 20 milioni perché ci devono fare chissà che cosa e quindi ci devono pigliare la cresta. Lì per rubano, poi alla fine però, siccome rubano tutti, chi dovrebbe giudicare chi? È il solito discorso. Ogni tanto facciamo finta di fare qualcosa, regoliamo qualche conto tra noi, però le cose restano chiuse, restano lì, non paga nessuno. Dai, quell'altra è vicepresidente del Parlamento europeo, i suoi soldi se li è fatti, non continuerà. Ma sai, ogni tanto ci vuole anche un ricambio da quelle parti lì. Allora, a proposito di Carlo Conti, così cito un altro tuo bel pezzo su Nicola Porro, anche lui va da Treio naturalmente, però poi va a Sanremo. Tu ti sei occupato anche del Sanremo come tutti gli altri. Ti tocca fare anche quest'anno tutte le recensioni Temo, giorno per giorno. temo, Sì? temo, Sì. temo. Sì. Tu hai detto che questo sarà il festival del Chicazè, che non è giapponese, no? Sì, anche delle mummie. In che senso delle mummie? Ma insomma, questa è Ho farcita capito. di tutte le cose che non riesce più a aprire bocca, la mandi a cantare ancora e basta. Quell'altro che si capisce? Dai, su, è il figlio di Gasman un'altra volta, ci sta invecchiando lì. Vabbè, Quell'altro, allora, Fedez tutti gli anni, ma che è? Non mi si venga a dire che Sanremo rappresenta qualcosa nella musica, allora, ci torneremo sopra basta. a tempo debito. Intanto, però, siccome tra 2 minuti avremo con noi Rita Cavallaro, come dicevo prima, volevo chiederti in anticipo la tua opinione su tutta questa storia degli spioni alla Direzione Nazionale Antimafia, dei dossier, degli accessi Chi, per Cafiero? Scaffiero De Rao, esatto. Quella è l'onestà grillina. L'onestà grillina, spia quegli altri, va. Fa una cosa. Fa come Einstein che spiava quegli altri. Cioè, quella è l'onestà grillina. Tutti, ladri, tutti così, siete tutti così. Poi dopo come arrivo ti spio. Che vuoi che ti dica? Anche questa è un'altra di quelle robe che finiranno come sono cominciate, insomma. È uno scandalo, ma tanto siamo abituati, mangiamo solo pane e scandalo tutti i giorni. No, adesso Questo poi io faceva spiare quegli altri, quelli della Lega, dice ma vi querelo a tutti. Ma insomma, li facevi spiare o no? Sì, e allora? No, poi sarà curioso anche capire dove voleva andare a parare tutta questa attività, no? E che cosa ha prodotto, diciamo, concretamente. Intanto, se la regia mi conferma il collegamento che dovremo avere adesso con Rita Cavallaro, entriamo direttamente nel vivo di questo argomento, l'ultimo di cui parleremo questa mattina. Intanto la regia me lo conferma, quindi do il benvenuto e la ringrazio a Rita Cavallaro, che dovrebbe essere telefonicamente con noi. Buongiorno e grazie. Rita Cavallaro, come dicevo, è firma del Tempo, del settimanale Gente, del quotidiano Identità, e come ricordavo in apertura di trasmissione ha scritto con Brunella Bolloli già un anno fa, più di un anno fa, il libro edito da Baldini e Castoldi, Il Verminaio, proprio relativo
allo scandalo dei dossieraggi presso la Direzione Nazionale Antimafia, la Super Procura Antimafia, che nacque con Falcone, ma che poi si è trasformata in qualcos'altro, come abbiamo visto, sotto la gestione dell'attuale deputato 5 Stelle Federico Cafiero De Rao, che è stato il numero 1, no? Allora, intanto Rita, questa vicenda è tornata di attualità. Tu hai scritto un articolo per il Tempo l'1 dicembre, anche il Libero si è occupato di questa questione in questi giorni di nuovo. Ti chiedo subito, questa attività, come tu la definisci nell'articolo sul Tempo, spasmodica degli spioni, soprattutto nei confronti della Lega, perché lì c'è da dire che gli spiati erano tutti appartenenti al centrodestra e in maniera particolare alla Lega. Non direttamente Matteo Salvini, ma molte delle questioni relative all'attività anche politica della Lega, i 49 milioni, la Russia, perfino l''ndrangheta, le ombre dell''ndrangheta sul Carroccio, no? Una quantità di file trafugati proprio all'indomani delle elezioni del 18, perché l'attività inizia lì. 7.000 pagine di inchiesta, il tuo libro, il vostro libro, ha documentato tutto questo, ma non è finita. Allora io ti chiedo, tutta questa attività spasmodica cosa ha prodotto sostanzialmente? Visto che poi c'è un altro aspetto molto delicato, no? che c'è anche un ruolo di giornalisti del domani, qui nella veste quasi di istigatori di questa attività per avere le notizie. Modello report per molti versi, mi verrebbe da dire. Però lascio a te la parola per capire. Quando abbiamo fatto le nostre presentazioni all'opinione pubblica, insomma i partecipanti alle presentazioni, per spiegare proprio la modalità con cui si consumava quello che poi è diventato il verminaio, no? E noi spiegavamo che praticamente i giornalisti alzavano il telefono e ordinavano le sauce come chiunque può ordinare una pizza, proprio per far capire come funzionava, perché in virtù di quello che era un rapporto pregresso tra l'ex finanziere Pasquale Striano e il cronista Giovanni Tizian, perché loro si conoscevano già dai tempi in cui Tizian lavorava in Emilia-Romagna e quindi avevano creato insomma questo rapporto consolidato che poi ha portato, diciamo, ha posto le basi e le condizioni per questa attività illecita che è andata avanti per 4 anni, dal 2018 appunto, come dicevi, e si è concentrata inizialmente subito sulla Lega, perché in quel momento Salvini era arrivato al suo exploit con le elezioni del 4 marzo 2018, che poi lo sappiamo hanno portato nel tempo alla creazione di quel governo giallo-verde, eccetera. E quindi in quel momento lì il partito di Salvini è stato preso nel mirino di questi spioni che proprio per trovare delle notizie da dare in esclusiva sul quotidiano chiedevano a Striano di estrarre documenti. Il problema è che Striano ha trafugato dalle banche dati del sistema analisti migliaia di documenti che sono stati poi, che venivano di fatto inviati puntualmente a Tizian in questo caso, e quindi venivano poi spacciati, cioè in quel momento sembravano delle esclusive del classico lavoro del giornalista, che è quello che però si consuma le scarpe alla ricerca delle notizie. Riceverle, diciamo, con una chiamata come ordinare una pizza non è più a quel punto giornalismo, ma è un ordine telefonico, cioè questo è il senso. Tra l'altro, come dicevi prima, il partito di Salvini è il partito più dossierato, e anche, tu hai detto, Salvini non è stato mai personalmente oggetto, in realtà è stato personalmente, nel senso che ci sono un paio di SOS che sono state trafugate e quindi estratte dal sistema, che andavano a controllare proprio dei movimenti di denaro dal partito alle casse, diciamo, al conto di Salvini, ma erano i classici rimborsi. Però lo sappiamo come funziona il lavoro dei giornalisti. Racconti una notizia, in base a come la racconti, dai un senso oppure un altro, no? Ecco, la responsabilità qua chi ce l'ha? Tenendo conto che, come tu sottolinei, siamo alla chiusura delle indagini, le indagini si sono concluse e il processo è alle porte, no? Per il finanziere Striano, per i 3 cronisti
e per l'ex pubblico ministero Laudati, che è un altro protagonista di questa azione di spionaggio. Sì. Ecco, il processo è alle porte, ma secondo te come va a finire? Lo chiedo anche al nostro collega Max Del Papa, che è con noi qui in quest'ultima Allora, parte della trasmissione. noi abbiamo la certezza assoluta che, a differenza di quei processi indiziari in cui tu comunque devi dimostrare, cioè l'accusa deve all'onere della prova, no? Per dimostrare che un comportamento illecito è stato posto in essere, noi qui abbiamo un reato che si consuma in via documentale, perché Sì. tutte le estrazioni fatte da Striano dalle banche dati sono nero su bianco. Il punto è che lui ovviamente aveva una chiave univoca con la quale si collegava al sistema analisti, e quindi solo lui può aver estratto quelle migliaia di file che erano al momento coperti da segreto. E l'altra prova documentale è il passaggio di queste sosse, di questi documenti riservati ai giornalisti, perché c'è praticamente tutta la lista dei file inviati a Tizian, e poi addirittura abbiamo anche l'analisi degli articoli, perché i PM hanno fatto un lavoro enorme. Il lavoro enorme parte, sappiamo, dal procuratore Cantone, perché l'inchiesta inizialmente era a Perugia, e poi per una questione di competenza, perché gli indagati si erano appellati a una sentenza della Cassazione che poneva la competenza a Roma, per se tra gli indagati c'è un magistrato della DNA, cioè dell'antimafia, è stata spostata a Roma, con un po' di problematiche, nel senso che poi era venuto il dubbio, il porto delle nebbie, Roma, che poi dove le inchieste si perdono. Invece il procuratore De Falco ha lavorato testa bassa per mesi in silenzio, facendo ulteriori approfondimenti investigativi che hanno praticamente finito di comporre quel quadro accusatorio. Quindi nel senso, ora tutto sarà poi discusso in un processo, però noi abbiamo un processo che parte da basi documentali. Ecco, benissimo, questo è un aspetto che hai fatto bene a chiarire. C'è un'altra questione di cui volevo chiederti un parere personale tuo. Che cosa ha prodotto tutta questa attività, se tu dovessi riassumere l'effetto pratico di questa attività di spionaggio? Qual è stato, secondo te? La pratica è stata andare a minare e a depistare anche, no? E andare a influire, ecco, il termine esatto è questo, andare a influire sul sistema democratico, perché ovviamente se un governo, un politico viene votato e arriva ovviamente in Parlamento, arriva ad essere il leader del partito più votato, a quel punto parte un'attenzione spasmodica, cioè queste erano ricerche compulsive, no? E per trovare la qualunque in modo da attaccare l'avversario politico. E non c'è solo il discorso della Lega. Un altro esempio che noi possiamo assolutamente fare è, per esempio, le ricerche fatte durante la corsa al colle di Silvio Berlusconi. Prima è stato killerato Berlusconi. Lui e Casellati. E lui e la Casellati, cioè, ma perché cosa? E quindi nel momento in cui tu, giornalista, con uno scoop sulla prima pagina, vai a influire su quello che è un percorso democratico, è chiaro che ha un peso, perché allora il voto degli elettori non vale nulla, perché escono notizie confezionate ad arte, e questo è il problema. E anche questa tra l'altro poi Rita, attività sulla Lega, cioè è un'attività così invasiva che addirittura ha prodotto uno scontro tra la Procura di Milano, l'allora procuratore Greco, e De Rao, perché Greco si è trovato all'improvviso un articolo su Domani che conteneva delle informazioni che potevano venire solo dalle soft, perché i conti segreti della Lega gestiti dai commercialisti condannati, era l'articolo, no? Sì, esatto, e ci sono virgolettati precisi delle soste. Questo è il lavoro importante che hanno fatto i PM, cioè andare a dimostrare che gli articoli erano per forza creati sulla base delle source, perché ci sono interi passaggi delle source, quindi uno o hai la source o non puoi fare quell'articolo.
E questo, insomma, per cui quel lavoro che è stato fatto contro la Lega è stato fatto ad arte per prima andare a porre l'attenzione sui fondi della Lega, poi addirittura l'ombra dell''ndrangheta su cosa? Su un affiliato che dice sono andato a casa del fratello del candidato della Lega il giorno prima che venisse Salvini, e quindi qual è il punto se non gettare fango? Perché che c'entra? Ecco, uno degli aspetti, se non ho capito male, anche di del rischio e del pericolo di questo tipo di attività e dell'incisività è il fatto che a un certo punto invale la prassi. Mi sembra che l'abbia raccontato lo stesso Cafiero De Rao, il capo della DNA. A un certo momento dice sì, probabilmente queste informazioni raccolte da Striano magari non sono direttamente, perché l'altro aspetto, non sono attinenti a fatti di terrorismo o di mafia, no? Sono attinenti a tutt'altre questioni e quindi non rientrano tra i compiti istituzionali della Direzione Nazionale Antimafia. La Direzione Nazionale Antimafia non c'entra nulla con quello che si è messo a spiare Striano, però noi passiamo tutte queste carte alle procure competenti, che è come allargare il buco, no? del pericolo di questa... È come se all'improvviso in quel piccolo ufficio di Via Giulia si fosse creata una super procura che decideva su che basi e chi andare a colpire per aprire delle inchieste. Cioè, non funziona così, che è il motivo per il quale lo stesso Greco ovviamente ha avuto questo problema, insomma, questo scontro diplomatico, tra virgolette, con De Rao, della serie. E quelle SOS non sono di competenza della DNA. Quelle SOS le stiamo vedendo noi perché stiamo facendo Però scusami Rita, se Greco diciamo si oppone, ma le altre procure alle quali hanno mandato perché se il principio era quello, tanto lo giriamo alle procure competenti. Le altre cosa fanno? Recepiscono. E poi perché come sono nate alcune inchieste? E noi le vediamo come sono nate, perché è da quello che partono alcune inchieste, stranamente. Appunto. Vediamo anche l'inchiesta su Toti. Com'è partita? Toti è stato dossierato e poi è partita un'inchiesta. Quindi diciamo che le inchieste a orologeria nascono però in maniera particolare con chi, convinto di voler fare degli scoop per colpire l'avversario politico, perché poi noi non abbiamo dossierati del PD, cioè a parte Matteo Salvini, che però Matteo Renzi, scusami, che però non era più del PD, insomma, a parte Matteo Renzi, noi non abbiamo altre persone che sono state dossierate del PD. Quindi in maniera selettiva è stato fatto un lavoro che ha portato anche all'apertura di fascicoli. Certo, allora Rita, una cosa, perché abbiamo un minuto prima di salutarci, io volevo coinvolgere anche Max e il Papa per un commento finale, però ti chiedo questo, ma come fa Cafiero De Rao a dire non c'entro e adesso ad ammettere sì, non c'erano regole scritte per l'accesso alle banche dati, le ho fatte io dopo 4 anni, quando stava per andarsene ha scritto un documentino. Insomma, come fa a cavarsela da questa storia Cafiero De Rao, che adesso è parlamentare, per carità, dei 5 Stelle? Cafiero De Rao, tutte le volte che è stato sentito e tutte le volte che è stato anche chiamato insomma a rispondere da giornalisti, ha sempre detto che lui di quell'attività che avveniva sistematicamente sotto la sua gestione non se n'è mai accorto. A sua insaputa. A sua insaputa, diciamo, per usare un termine famoso. Questo è a sua insaputa, è proprio quello il termine. E poi, certo, chiaramente le indagini non hanno dimostrato assolutamente che lui c'entrasse nulla o potesse sapere, però non essersene accorto, chiaramente io quando ho una scala che è verticale ed è gerarchica, se combino un... Diciamo che se ne accorge in 3 minuti il suo successore, Melillo. Se ne accorge quando arriva perché si rende conto che c'è qualcosa che non va, perché quel sistema ha dei buchi e quindi decide di mettere delle maglie più strette, però diciamo che da lì lui poi attiva questo nuovo funzionamento alla DNA, ma poi quello che dà tutto il via all'inchiesta è la denuncia del ministro della difesa Guido Crosetto, che si accorge
dagli articoli che uscivano sui suoi compensi che qualcosa non andava, e a quel punto fa delle verifiche sue personali e scopre che sia lui che il figlio erano stati spiati. E quindi Max, come finisce questa storia secondo te? Allora, io ovviamente Max. sono di base sempre garantista, però oggi noi ci troveremo, siamo alle porte di un processo che, ripeto, ha delle prove documentali, e Sì. quando tu hai l'accesso abusivo a una banca dati, già di per sé, almeno per Striano, il reato sembra consumato, almeno da quello che vediamo dai documenti. Max, poi tu cosa ne chiaramente dici? ognuno porterà la sua difesa e ci sarà un processo e si vedrà. Max, che ne dici tu? Che dico? Rita Cavallaro è brava, fa un lavoro importantissimo, serio, non solo tecnicamente, ma perché conferma la degenerazione dei poteri politico, giudiziario e dell'informazione. Non ha senso qui parlare di democrazia. E io è per questo che temo che alla fine finirà per volare gli stracci, perché è tutto troppo dentro, ci stanno, è troppo paludoso. Attenzione, no che non si debba prendere atto che magari ci sono delle cose, delle fonti di corruzione. Cioè io posso benissimo credere che la Lega piuttosto del PD, un altro perché ci siano dentro delle infiltrazioni di camorra, di cose, di 'ndrangheta. Questo va. Il problema è come lo fai, e poi vorrei capire perché, cioè a me piacerebbe a questa stregua allora sapere anche, per dirne una, dei rapporti dei 5 Stelle con Maduro, con l'Iran degli Ayatollah, con lo stesso Putin, insomma, invece questi sempre, chissà perché, loro il PD non gli tocca mai niente. Allora non funziona così, come diceva Rita, non può funzionare così. Io ho una gran paura che finisca tutto in vacca, perché alla fine la merda è troppo che sommerge. Devo dire che Rita, lo conferma, è molto brava, è anche fortunata, perché al tempo va via un direttore bravo, arriva un direttore bravo, e quindi si può lavorare, insomma. E continueremo a leggere sicuramente allora. Intanto io ringrazio Rita Cavallaro, grazie davvero, poi riparleremo magari dell'altro lavoro molto utile per tutta la comunità, per il pubblico che stai facendo anche sulla vicenda sulla vicenda di Garlasco, ma intanto io ti ringrazio per questo e buon lavoro Rita, a presto. A voi, grazie, buona giornata. Ciao, e un saluto a Max Del Papa, siamo arrivati alla fine, ne abbiamo sforato, quindi dobbiamo andarcene con la coda bassa. Tanti saluti a tutti. Ciao Ostia.